Io dove mi metto? Ci siamo. Gentilissimi amici collegati, buonasera e bentrovati. Iniziamo qui la quinta edizione della diretta streaming, della diretta della processione di Santa Marina. Come ogni anno è inutile che tentiamo di nascondervi l'emozione nel mandarvi queste immagini. L'idea è appunto di farvi arrivare queste immagini nelle vostre case, ovunque voi siate, ci inorgoglisce e ci emoziona tantissimo. Voglio farvi come ogni anno i saluti da parte mia, di Sergio che sta effettuando le riprese e di Franco che è a casa, che cura la parte tecnica per farvi vedere le immagini. E da parte nostra e di tutta la popolazione di Villanova Forru giunga a voi tutti emigrati un calorosissimo abbraccio da Santa Marina. Un saluto particolare lo vogliamo mandare sempre al nostro ex parroco, il Don Tonino Meloni, che sicuramente sarà collegato in diretta streaming e ci sta seguendo. Un abbraccio a Don Meloni. Un pensiero carissimo e un abbraccio fortissimo va sempre ai nostri amici carissimi di Agua Santas, che saranno sicuramente collegati anche loro, saranno sicuramente impegnati nei festeggiamenti e vedranno le immagini di questa nostra processione, le vedranno sicuramente più tardi. Come tutti voi sapete, il nostro paese è l'unico paese in Italia a festeggiare Santa Marina. La santa di origine spagnola viene festeggiata nello stesso giorno che le festeggiamo qui a Villanova Forru, solo ed esclusivamente lì nel paesino di Agua Santas, paese nativo della santa. L'ultimo ma non meno importante degli abbracci va a tutti gli ammalati che non possono essere presenti quest'oggi, e anche a loro sono dedicate le immagini della processione, con la speranza di farli sentire parte della festa. Un grande abbraccio e un bacio a loro. Volevo darvi alcuni dati tecnici ricordandovi che la nostra diretta è resa possibile grazie a un servizio streaming gratuito. Potrebbero verificarsi delle interruzioni improvvise, di questo ci scusiamo anticipatamente. Come potete vedere, la santa è pronta per partire. Accompagna la processione il gruppo folk Suenao di Villanova Forru. Alle Naunedas il maestro Bruno Loi di San Gavino e la fisarmonica di Marco Spiga. Inizia il percorso verso la chiesa di San Francesco a Villanova Forru. La santa lascia la chiesetta dove è stata portata ieri sera, è pronta per tornare a Villanova Forru. Farà il consueto giro della chiesa e poi inizierà la discesa verso il paese. Anche quest'anno sono tantissimi gli emigrati che sono rientrati a Villanova Forru in occasione della festa di Santa Marina. Quasi nessuno vuole mancare a questo evento e da più parti del mondo sono rientrati appunto per festeggiare insieme agli abitanti di Villanova Forru la festa di Santa Marina. Durante la discesa vi parleremo di Santa Marina, della sua storia, vi racconteremo alcuni aneddoti. La confraternita di Villanova Forru, Santa Maria, Madre di Dio, Fioresse, passate con la macchina.
Tutto è pronto, la Santa ha quasi effettuato il giro della chiesa e si prepara ad iniziare la discesa, come detto, verso la parrocchia di San Francesco d'Assisi a Villanova Fora. La UNEDAS la accompagneranno lungo tutto il percorso. Quest'anno abbiamo anche i carabinieri in alto uniforme. Don Marco e il comitato e il sindaco. Il gioco di buoi che traina il Cocchio proviene da Villamar, come ogni anno, è di proprietà del signor Raimondo Callas. È un gioco abbastanza giovane, ha appena 8 anni, ma è un gioco di buoi ricercatissimo nelle sagre paesane. Magistralmente condotto dal signor Cabra stesso e dal signor Ferreria, questo gioco partecipa ogni anno ad almeno 30 processioni. A Villanova Fora lo abbiamo visto la prima volta nel 1996. Ognuno di questi magnifici esemplari pesa circa 12 quintali, un peso complessivo di circa 25 quintali. Nel sottofondo sentite le donne che hanno appena intonato il rosario, si alternerà con la voce maschile che canterà, eccoli qua. Questa del canto del rosario è una tradizione molto sentita a Villanova Fora. Cantano tutti, sia gli uomini che le donne, sia i giovani che gli anziani. Ci scusiamo con voi se in qualche frangente le immagini possono risultare mosse, ma purtroppo potete immaginare stiamo eseguendo la discesa in mezzo alla processione, terreno abbastanza scosceso. Come potete vedere dalle immagini, tantissimi quest'anno sono i fedeli che partecipano a questa processione, a questa ricorrenza molto sentita dagli abitanti di Villanova Fora, soprattutto, ripeto, dagli emigrati che da più parti del mondo in questo giorno si recano qui a Villanova Fora per portare omaggio alla Santa. Il canto del rosario si alterna, come potete sentire, donne si alternano agli uomini. Seguiamoli un attimo in religioso silenzio. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai por nos a cruz pecado. Hoy es hora de esa morte nostra.
Sai. Stai su, Santa Marina nasce l'anno 123 d.C. in una località chiamata a quel tempo Antiochia, vicino al lago di Limia in Spagna, e oggi è conosciuta come la cittadina di Ginza de Lima. Il padre era di nobile famiglia, si chiamava Teurio ed era il governatore di Ginzo. La madre morì subito dopo la nascita di Marina e la piccola venne affidata dal padre ad una contadina che la fece battezzare e le insegnò la dottrina cristiana. Il padre si accorse con dispiacere che sua figlia aveva rinnegato gli idoli pagani da lui professati e aderito agli insegnamenti del cristianesimo. Infatti, in quel particolare periodo storico, presso le popolazioni assoggettate ai romani, il culto degli idoli pagani era congiunto con il potere dell'amministrazione civile. Santa Maria, mamma de Deus, pregai por nosotros pecado. Moies ora ed essa morti nostri, amen, Gesù. Il padre è molto turbato perché il professore del cristianesimo aveva ritenuto una stoltezza e sua figlia Marina disonorava la sua stirpe. L'amore paterno lo portava a perdonare la figlia e lo zelo verso i suoi idoli pagani invece lo spingevano a tormentarla e a castigarla. Il padre alla fine decise di rinnegare la propria figlia, abbandonandola nella bassa condizione sociale. Marina dovette ben presto adattarsi ai lavori nei campi, pascolare le pecore e coltivare il lino, che costituiva la principale risorsa agricola di questo stato. Marina cresceva ignorata dal mondo fino a quando raggiunse la florida età di 15 anni. Nell'anno 138 Adriano, imperatore di Roma, mandò in Galizia un governatore che si chiamava Olibrio. Egli pervenne in Galizia, località importante e molto popolata, dove iniziò a torturare chiunque professava la fede cattolica, macchiandosi le mani di sangue di molti cristiani. Olibrio, forse non si sente così. Olibrio, in giro per i paesi sotto la propria giurisdizione politica, un giorno giunse a Ginzo de Lima e scorse Marina mentre pascolava le pecore. Notò subito in lei singolari perfezioni e decise di prendere con sé Marina usando la violenza. E quando la vide da vicino notò che dal suo collo pendeva una piccola croce e capì che Marina era cristiana. Nell'animo pagano di Olibrio
iniziò il più duro contrasto tra l'amore e l'ira. La notizia del rapimento di Marina giunse immediatamente alla madre adottiva. Olibrio giunse al castello di Armea, città situata vicino ad Aguasantas, con Marina sua prigioniera. Il governatore interrogò Marina chiedendole dei suoi genitori e dei suoi parenti e sentendo che era figlia del nobile Teodo la chiese in sposa. Marina non si fece intaccare dell'importanza del ruolo che il governatore ricopriva, né tantomeno dai doni e regali che poteva offrirle, bensì si dichiarò pronta a morire per la propria fede cristiana. Ma essa non si fece sconvolgere e venne rinchiusa in un carcere fino a trovare l'occasione e il tempo per giudicarla in un processo pubblico. Dopo che Marina fu arrestata, un sacerdote chiamato Teotimo, che circolava incognito fra i cristiani nel tempo per istruirli nella pratica spirituale del cattolicesimo, andò a visitarla e a confortarla, portandole anche qualche nutrimento. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. I confratelli accompagnano il santo fino alla chiesa di San Francesco. Marina in pubblica udienza restò allegra e tranquilla, sorretta nell'intimo della serenità della sua coscienza, pronta alle sofferenze che la attendevano. Il governatore si rivolse nuovamente a Marina, stavolta davanti alla folla, perché adempisse a quanto richiesto o avrebbe proceduto alla punizione con torture molto dure. Ma Marina non cambiò idea. Olibrio ordinò ai carnefici che la spogliassero, la sospendessero in aria e la frustassero. Il governatore ordinò che si sospendesse questa prima tortura e che Marina venisse riportata nella prigione, pensando di organizzare una seconda udienza, convocando con pubblico bando la popolazione di Anfilofia o di Orense e dei comuni del circondario della provincia. L'editto fu pubblicato il giorno fissato, accolse numerosa gente, spinta dall'obbedienza politica e dalla curiosità dello spettacolo. Benedicte su fructus
Stanias tua Ge. Santa Maria, Mamma de Deo, pregaimonos a turus peccadoris, imo ei sora ed essa morti nostri. Amen, Gesù. Salve Maria, vena de gratia, su Signore es con te. Benedicta es tu in credo tu scemia, benedicta es su frutes intraneas tua Ge. Fatta ricondurre la giovane davanti alla folla, Ulibero concesse il tempo e il permesso a chi voleva, tra le persone accorse, di persuadere Marina ad abbandonare la religione cristiana. Marina ascoltò tutti con grande serenità e a tutti rispondeva loro con argomenti evidenti, l'unità infinita e l'infinita perfezione di Dio, in modo tale da lasciare tutti stupiti. Benedicta es tu in credo tu scemia, benedicte su frutes intraneas tua Ge. Olibero riprese a domandarle con dolcezza di prenderlo come sposo e di abbandonare la fede cristiana. Marina lo disingannò subito con parole molto brevi ed egli, molto infuriato, ordinò ai carnefici che la stendessero sulle cule, uno strumento di tortura a forma di cavalletto su cui si stendeva il condannato legandolo per renderlo immobile e denudandola squarciassero le sue carni con pettini di ferro e con uncini d'acciaio. Simili torture non fecero crollare la fede di Marina, che non cessava di pregare Dio. Leggimi questo. In lontananza potete sentire il canto del rosario, che per tutta la processione non ha cessato un attimo di farsi sentire. Sale alto il canto al cielo dedicato alla Santa.
Durante la tortura tutta la folla si stupì che una fanciulla nuda e armata solo della fede mantenesse una forza invincibile, con voce così serena ed animo tanto forte e coraggioso. Tutta la gente era piena di compassione e di tenerezza di fronte a uno spettacolo così compassionevole ed incominciò ad agitarsi e a disapprovare con voce citata una tortura così crudele. Il governatore, per paura di qualche tumulto del popolo, ordinò che Marina fosse tolta dalle cure e fosse riportata nella prigione. Marina rimase chiusa in carcere al buio e piena di ferite per 3 giorni, trascorsi i quali Olibrio comandò che venisse condotta in tribunale, senza dare notizia né al popolo né ai soldati, per evitare la presenza al processo. Ma non riuscì nel suo intento e Marina si ripresentò ad una folla ancora più numerosa della volta precedente, perfettamente sana e bella come sempre, guarita in modo miracoloso. In lontananza potete scorgere cavalli che accompagnano, che aprono la processione e accompagnano la santa. Per noi peccatori, Fermi. Fermati tutto. No, aspetta, fermo. I confratelli che vedete ormai da anni accompagnano la santa, la loro devozione è rimasta intatta negli anni e ogni anno sono pronti a presentarsi sia per accompagnare la santa in partenza che in rientro verso Villanova Foro. Composto da circa 12 elementi, il gruppo dei confratelli rimane compatto e fedele alla santa. Come potete vedere dalle immagini, fin da bambini i piccoli vengono fatti vestire con il classico costume tradizionale di Villanova Forro e vengono portati in processione dai genitori in questa processione di fede che ormai si tramanda di padre in figlio. Siamo ormai all'ingresso del paese, siamo già entrati da qualche minuto dentro Villanova Forro e ci accingiamo ad arrivare alla piazza. Saluta Sedi. Fai ciao.
Mentre stiamo trasmettendo ci arrivano dei messaggi che dicono che certe volte le immagini sono interrotte, ce ne scusiamo, vi ricordiamo che stiamo utilizzando un servizio streaming gratuito, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma purtroppo qualche volta qualche piccolo inconveniente dietro l'angolo, non dato dalla nostra volontà, ce ne scusiamo, vi preghiamo di accettarci così come ci vedete. Nel frattempo siamo quasi giunti alla piazza, alla chiesa di San Francesco, alla piazza principale di Vilanova Forro. Sentite già le campane della chiesa di San Francesco. La storia di Marina si conclude con il suo martirio che avvenne il 18 luglio del 1938 d.C. all'età di 15 anni. Dopo il martirio il corpo di Marina cominciò ad emanare un odore soavissimo. Come si sparse la fame di questi prodigi, gli infermi dei villaggi vicini accorsero e al contatto delle sacre reliquie recuperavano la vista ai ciechi, la voce ai muti e la salute agli zoppi e ai paralitici. Ecco il gruppo folk di Vilanova Forro appena giunto in piazza, tra qualche minuto anche la Santa arriverà in piazza, il cocchio si fermerà qua davanti al sagrato per poi la Santa essere accompagnata dentro la chiesa di San Francesco per la benedizione finale. I cavalieri cominciano a disporsi per aspettare l'arrivo della Santa. Le campane suonano a festa, il campanaro di Vilanova Forro Giovanni Cabiddo durante la processione di Santa Marina non smette di suonare lungo tutto il percorso, accompagna la Santa dall'inizio fino alla fine senza fermarsi mai. La Santa fa il suo ingresso nella piazza Costituzione. Campane a festa, la UNEDAS, il comitato organizzatore, l'autorità, il sindaco, il parroco Don Marco. Come ogni anno, anche quest'anno, come potete vedere, sono tantissimi i fedeli accorsi, lo ripetiamo più volte, moltissimi gli emigrati.
componenti del comitato accompagnano la Santa verso la chiesa di San Francesco d'Assisi per la benedizione finale. Tutti i fedeli recano dentro la chiesa. A questo punto ci sarà la chiesa sarà gremita, non possiamo più entrare con le telecamere per le ultime immagini che vi regaliamo da qui. Mentre dentro la chiesa Don Marco darà la benedizione ai fedeli, noi chiuderemo questa diretta con i saluti. Qualche minuto di collegamento ancora insieme a voi. Preghiamo di rimanere collegati. Buonasera. Buonasera, Santito, ciao. Però non posso parlare troppo. Sì, tra poco. Non sei pronto? E dove ce l'hai? Allora, vieni pure su di me, Sergio. Ci spostiamo magari da qua, che qua c'è troppo movimento di persone. Ci mettiamo verso qua. Allora, avevo un foglietto con i saluti, lo prendiamo. Allora, siamo giunti alla fine di questa processione, penso che tutto sia andato per il verso giusto. Sergio, dovreste avere anche un altro foglio per me, che tutto sia andato per il verso giusto. Se qualcosa è andata storta vi preghiamo di scusarci, vi ricordo che facciamo tutto come dire a braccio all'ultimo momento, cerchiamo di fare una cosa al meglio, ma qualche volta purtroppo il collegamento sarà interrotto di sicuro. Allora, iniziamo immediatamente col mandare i saluti a voi che siete sparsi per il mondo. Volevo ringraziare in primis questa famiglia che ci è venuta a trovare stamattina ma che non è potuta rimanere con noi fino alla fine dei festeggiamenti per problemi di viaggio, di rientro. E la famiglia che io voglio salutare è Gabriele, Simona, Brunilde di Appiano Gentile, che sono stati con noi appunto stamattina fino a poco tempo fa. Un abbraccio grande da noi, gli amici di Villanova Forro e tutto il paese di Villanova Forro. L'altro saluto va a Omar Nunez a Torino. Vogliamo salutare Agnese Urrua e Antonio Zingaro a Giarre, Santina Farris Fredic in Germania, che so che di sicuro ci sta seguendo. Salutiamo anche Renata Urrua e famiglia a Santa Maria Vico in provincia di Caserta. Saluto ovviamente mio cugino Sandro con la sua famiglia a Venezia che ci segue ogni anno. Concetta Mura e famiglia che seguono la diretta streaming in Svizzera. Franco Lopicco in Francia, la sua signora e la bambina sono qua e lui è in Francia, lo salutiamo. Valentino Cau a Torino, mio fratello Francesco con le bambine a Marsiglia, Alberto Mandis in Inghilterra, la sorella di Sergio Vacca che è dietro la telecamera, Donatella Vacca e la sua famiglia, e voglio salutare Martina Fenu, che c'è anche papà qua che la sta aspettando il collegamento per dirgli un grosso ciao. Vieni Rai. Dai, ciao Martina, ciao Rob, ciao Elison, Ruth e vari, ciao a tutti.
Un abbraccio da papà. Salutiamo ancora Oreste Cilloco in Germania, Salvatore Pilloni sempre in Germania, il mio amico fraterno Ubaldo Pugeddu che è in Romania in questo momento e Ruggero Vacca che ci segue dalla Spagna. Un particolare ringraziamento lo mandiamo al comitato per i festeggiamenti di Villanova Forro, al nostro parroco Don Marco e a tutte le persone che hanno collaborato sia per la riuscita della festa che per la riuscita di questa diretta. Siamo praticamente arrivati ai saluti, io, Sergio e Franco vi salutiamo cordialmente con un abbraccio ideale, speriamo di vedervi presto a Villanova Forro e come dire, a Trusano con saluti, vi abbracciamo e vi baciamo. Grazie ancora, a Trusanus, arrivederci. Ah no! Prima di chiudere, dovevo fare una menzione speciale, mi dovete scusare. Allora, siamo entrati in possesso di una poesia che diciamo un fedele che è sposato a Villanova Forro, che si era affezionato particolarmente a Villanova Forro, aveva scritto questa bellissima poesia, che per ragioni di tempo non vi possiamo leggere tutta, ma che vi diciamo pubblicheremo sul sito di Subilanueso e potete leggere interamente. Parliamo di Filippo Gentile che è mancato qualche anno fa, era una persona molto molto fedele, affezionatissima a Villanova Forro, che ricorda in particolare la storia di quando lui veniva a Villanova Forro, la storia di quando la prima volta è venuto a Villanova Forro, e inizia la poesia dicendo: quel dì di mezzo luglio il soleone in testa ti vidi ed elegante, ancor bardata a festa, distesa da millenni al piede di Genna, eterna antica tra gli antichi, al forestier fraterna. Questa poesia è bellissima, dedicata al paese e a Santa Marina, e vi preghiamo di prenderne visione e di leggerla interamente sul nostro sito, ripeto. La cosa di cui mi devo scusare e che stavo quasi per dimenticare è un saluto carissimo all'ultimo dei nostri amici che è venuto a mancare qui a Villanova Forro. Un saluto grande a Francesco, scusate, che quest'anno non è più con noi. Un saluto a Francesco e a tutta la sua famiglia, scusatemi ma era doveroso. Chiudiamo questa diretta salutandovi cordialmente ancora una volta. Mi scuso per la commozione, per l'emozione, ma è ancora troppo fresco e quindi siamo ancora tutti un po' scossi da questa mancanza. Vi saluto cordialmente da parte mia, Franco e Sergio, e tutta la popolazione di Villanova Forro ancora un calorosissimo abbraccio. Grazie tanti a Trusanus.